Dopo che la Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il sequestro dell'impianto di depurazione di Lampedusa, notificando 13 avvisi di garanzia diretti anche a funzionari della Regione Sicilia, intervengono due degli indagati, ovvero l'attuale primo cittadino Salvatore Martello e l'ex sindaco dell'isola Giusy Nicolini. Come è noto, sono diverse le ipotesi di reato, tra cui l'inquinamento ambientale. Quando sono stato eletto sindaco, afferma Salvatore Martello, mi sono immediatamente attivato per chiedere all'assessorato regionale all'energia il motivo per il quale il vecchio impianto di depurazione era stato chiuso, nonostante il nuovo impianto non fosse ancora pronto. In questa vicenda i lampedusani, aggiunge il sindaco Martello, sono parte lesa ed io assieme a loro sono il primo a chiedere che sia fatta piena luce. Dal canto suo l'ex sindaco Giusy Nicolini si dice dispiaciuta per l'avviso di garanzia, ma è tranquilla, dice. Chiederò, afferma l'ex sindaco di Lampedusa, difesa dall'avvocato Corrado Giuliano, di essere sentita dal sostituto procuratore che si occupa delle indagini. Per la Nicolini l'intervento della magistratura è comunque un atto dovuto.